L'accordo di ieri al Ministero, ovviamente con l'aiuto del Ministro Urso e di tutte le istituzioni presenti, prevede che l'azienda si sia impegnata a ritirare i licenziamenti per la sede di Copparo, che erano ormai in scadenza tra qualche giorno, per cui reputo molto positivo il risultato ottenuto. Quanto deciso a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito allo stabilimento Berco di Copparo fa tirare un sospiro di sollievo anche alla sede di Castelfranco, per la quale ora si riapre la trattativa. Noi siamo coinvolti per la ripresa del tavolo sul rinnovo del contratto aziendale, che in questo momento rimarrà congelato, cioè sospeso a fronte di una futura trattativa che inizierà nei prossimi giorni. E questo, per quanto riguarda ovviamente anche Castelfranco, coinciderà con una ridiscussione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che sono ancora in corso per la sede castellana. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori interlocuzioni in attesa di una convocazione ufficiale da parte dell'azienda per discutere del futuro dello stabilimento castellano, ma il ritiro dei licenziamenti di 247 lavoratori del Ferrarese ha spinto ad annullare lo sciopero in programma a Castelfranco e ha ridato nuova fiducia ed entusiasmo agli operai rientrati al lavoro con uno spirito nuovo. Facilita ovviamente una pace sociale, chiamiamola così, che ci dà sicuramente più tranquillità nel gestire i tavoli con la giusta serenità e anche la giusta serietà, perché, torno a ripetere, i passi avanti li ha fatti il sindacato attraverso la costanza dei lavoratori e li ha fatti anche l'azienda di fronte al Ministro.